Siamo con il maestro Pasquale Mazzullo che ci farà vedere una sua opera dedicata al terremoto di Messina del 1908. Questa è un'opera multisensoriale, un libro d'artista che ho riproposto per una mostra organizzata, allestita a Messina nel periodo di Natale, per il centenario di Messina, e ho fatto un libro che un po' ha racconta e cerca di mettere in evidenza un po' quello che è successo, il dramma che ha vissuto la città. Ho riproposto un po' Messina così com'era, con la costellazione che si vedeva in questo punto preciso della città, questa vista panoramica, e quindi si può vedere la costellazione di Orione, e la città così com'era prima del terremoto. Questi sono i 37 secondi che hanno scandito, che hanno accompagnato questo inizio di questo dramma. La città viene sconvolta e colta nel sonno alle 5:21 nell'alba del 28 dicembre, e si può vedere in questo libro un occhio un po' ci accompagnerà nel percorso nello sfogliare queste pagine. Solo alla fine si scoprirà chi è il personaggio che ci guarda, che ci osserva, e c'è un testo che accompagna ogni pagina, che racconta un po' tutto, è una cronaca ben dettagliata, raccontata in prima persona. In questa pagina si può vedere il caos, un po' i primi minuti, la prima ora in un certo senso, l'alba che delinea questo orrore, queste forme, questo caos che ovviamente era accompagnato dalle urla, dai gemiti delle persone. È un libro pop-up, un libro che vuole essere anche un po' scenografico per un po' descrivere le macerie, il caos, anche dal punto di vista delle strutture. Il 90%, più del 90% di Messina è andato distrutto. In questa pagina si può vedere il fuoco, le fiamme che hanno divorato la città, che hanno accompagnato subito, ed è stato difficile domarle. In questa pagina si può vedere invece le onde alte 8-10 metri, abbiamo avuto uno tsunami che ha colto di sorpresa quei pochi sopravvissuti, quelli che hanno cercato rifugio nella zona portuale, nelle varie spiagge della città. In questa pagina ci sono invece un po' sta a rappresentare gli sciacalli, gli avvoltoi che ci hanno marciato un po' su questo dramma, soprattutto le persone che sono venute per aiutarci spesso non hanno fatto il loro dovere, hanno visto tantissime persone ricercare, piuttosto che le persone hanno pensato a cercare le casseforti, gli ori, gli argenti. Messina è una città ricchissima, hanno visto spedire pacchi da parte di militari, perché solo loro potevano utilizzare le poste, hanno visto spedire pacchi, hanno visto veramente trattare anche male spesso le persone che urlavano, che cercavano aiuto, invocavano aiuto. Hanno visto persone lasciate morire senza nessuna attenzione. Spesso queste persone non avevano nemmeno le coperte, il freddo, immaginate, a dicembre, era inverno. Persone che ovviamente sono anche morte dal freddo, dagli stenti, dalla fame, gli aiuti sono arrivati anche molto tardi. I russi per primi ci hanno soccorso, una nave di marinai russi sono arrivati, hanno colto il primo SOS e si sono fatti avanti con grande coraggio, a volte anche rischiando la loro vita. E alla fine quest'occhio si riesce a scoprire che non è altro una persona che è rimasta sepolta viva, e noi con questo lavoro di scavo, in un certo senso quello che magari molti non hanno fatto, lo facciamo in modo simbolico per anche alla fine leggere che racconta che alla prima speranza di essere ritrovato è seguita la piena coscienza che mai più nessuno sarebbe venuto in mio soccorso. Sepolto vivo e abbandonato dai vivi, ho visto con quanta fretta hanno smesso di cercare
e con l'azione delle ruspe quasi a voler cancellare un peso sulla propria coscienza. Messina addirittura doveva essere cancellata definitivamente, non doveva essere più una città, non doveva esserci. Il territorio di Messina doveva essere annesso a Catania o a Palermo, farlo diventare una grande provincia. Non avevano intenzione di ricostruirla. Per fortuna, almeno oggi, il nome c'è. Grazie maestro per questo bellissimo libro.